Buonasera a tutti. 21esima settimana sociale della Diocesi di Vittorio Veneto. Benvenuti, siamo nel pieno svolgimento di questo evento che ormai appunto da molti anni segna la vicenda ecclesiale e civile di questo territorio tra Piave e Livenza. Democrazia e partecipazione è il tema. Abbiamo già cominciato il 30 gennaio scorso con un incontro congiunto dei consigli comunali di Santa Lucia di Piave e di Marino di Piave. Ieri sera nel Duomo di Pieve di Soligo si è tenuta la Santa Messa, la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Pizziolo in memoria di Giuseppe Tognolo, del Beato Tognolo, che sappiamo fondatore delle settimane sociali nel 1907 a Pistoia. Questa sera è l'evento importante che segna un dialogo attorno ai temi appunto della partecipazione. È un lavoro che ormai da tempo mette insieme tante esperienze, tante realtà ecclesiali e civili della nostra diocesi, culturali, e che vede appunto un dialogo questa sera articolato tra personalità che sono impegnati in vari ambiti culturali, sociali, amministrativi e che daranno il segno di questo nostro percorso. Prima di procedere con gli interventi, con i dialoghi tra di noi, mi è d'obbligo chiedere per i saluti istituzionali un breve saluto, un breve intervento del sindaco di Conegliano, Fabio Chies, che ringraziamo per la sua disponibilità. Beh, grazie, si sente? Sì. Buonasera a tutti, benvenuti ai tuoi ospiti, grazie dell'invito da parte della diocesi. Devo dire che il tema è particolarmente importante, no? Si parla di democrazia e partecipazione e devo dire che è un tema alquanto attuale, visto e considerato quali sono le percentuali di elettori che vanno al voto, stanno diminuendo sempre di più, e questo è un vero problema per la democrazia, perché se dobbiamo scegliere se subire le scelte degli altri o decidere noi cosa scegliere, penso che sia importante spiegare alle persone cosa vuol dire andare a votare. Cosa vuol dire innanzitutto per la storia che ci ha portato alla possibilità di andare al voto, per cosa vuol dire andare al voto nelle nostre democrazie e per cosa vuol dire poter incidere sul governo sia a livello territoriale che provinciale, regionale e nazionale. Penso siano temi importanti, ripeto, ringrazio la diocesi, ringrazio i relatori che ci sono qui, ringrazio Angelino Alfano, che ricordo con piacere quando è venuto a Conegliano qualche anno fa. Insomma, gli anni passano velocemente, ma è sempre un piacere averti qui con noi, e ringrazio anche gli altri ospiti, ovviamente il collega Tomasi, perché oggi fare sindaco non è facile. Vedo tanti altri amministratori, ex amministratori, insomma la platea è assolutamente competente. Vedo tante persone che hanno fatto la storia del nostro territorio, che la stanno facendo ora, che la faranno. Penso che il ruolo di ognuno sia importante, no? Il ruolo di chi è stato amministratore, di chi oggi dà dei consigli. L'importante è anche ascoltarli questi consigli, e penso che siamo qua per questo, per avere una bella serata, per capire quanto è importante la democrazia, quanto è importante ricordarsi che partecipare è la prima forma che tutti noi abbiamo di diritti, perché di doveri si parla sempre, ma anche questo è un dovere, non è solo un diritto. Grazie e buona serata a tutti e buon lavoro. Grazie al sindaco Chies. Grazie. Ho detto che ieri sera era stato il vescovo Corrado Pizziolo a presiedere la celebrazione eucaristica nel Duomo di Pieve di Soligo. Sapete che nottetempo è partito per la visita all'Imina dei vescovi del Triveneto, compreso ovviamente la nostra diocesi di Vittorio Veneto, il Vaticano, da Papa Francesco, e quindi non può essere, per la prima volta, era molto dispiaciuto, non può essere con noi, ma il saluto della diocesi c'è, e come, e quindi invito a salire Monsignor Martino Mazzagonel, che è vicario generale della nostra diocesi. Grazie. Buonasera a tutti. Ho letto la locandina 4-9. 4 era ieri. Cioè, la settimana sociale è iniziata con una messa. Che c'entra? Che c'entra? Che c'entra? Io ho fatto questo pensiero. Potremmo fare una teologia della partecipazione. Perché? Il Dio della Bibbia ha scelto di prendere parte alla storia degli uomini. Il Figlio poi si è fatto uomo. Potremmo fare una teologia della partecipazione.
di Dio alla storia umana, perché l'uomo partecipi alla vita di Dio. Auguro a tutti un buon incontro e un caro saluto a tutti. Grazie a Monsignor Zagonel, che ha portato anche il saluto del Vescovo Corrado, con l'augurio che siano giorni davvero proficui, importanti in Vaticano. Ora Don Andrea Foresta, che è delegato vescovile per la pastorale sociale del lavoro, direttore della Caritas, ed è qui perché ha lui il compito ovviamente di dare il là, di dare i significati, di dare lo sviluppo, la prospettiva e la visione di questa nostra iniziativa. Grazie, la parola a Don Andrea. Grazie a tutti, grazie agli ospiti che hanno accettato l'invito, che sono qui con noi stasera, e a voi che vi siete scomodati per venire qui a vivere questa serata partecipando in prima persona. Il cammino di quest'anno è iniziato a lungo indietro, è iniziato dentro il tema di una partecipazione che non vuole essere soltanto la partecipazione spiccia a queste 3 serate, ma un clima di partecipazione da favorire, un processo da avviare. È iniziato in modo particolare nei comuni di Mareno di Piave e Santa Lucia di Piave, sono anche qui presenti alcuni rappresentanti e li saluto, perché siamo convinti che una vera partecipazione non si riduce a una serata di incontro, è piuttosto un processo lungo che ha bisogno del coinvolgimento di tutti e dei tempi dei processi lunghi. Abbiamo all'orizzonte il voto europeo, tante altre scadenze anche a livello di voto delle amministrative dei nostri comuni. Ecco, forse riflettere su questo diventa anche l'occasione per una partecipazione davvero attiva e consapevole dentro la costruzione del bene comune anche del nostro territorio. C'è anche la scuola sociale diocesana, qui c'è il direttore, il dottor Luciano Moro, che ormai da 41 anni sta facendo il suo servizio in questa diocesi per favorire un clima di consapevolezza e quindi di partecipazione. Il corso di quest'anno, da ottobre a febbraio appena concluso, è stato proprio incentrato su questa dimensione, avendo anche presente l'orizzonte della 50ª settimana sociale dei cattolici in Italia, dal 3 al 7 luglio a Trieste di quest'anno, e dove avremo anche la presenza di Papa Francesco per la messa finale di domenica 7 luglio. Quindi non è soltanto la nostra diocesi che riflette su questo tema e desidera davvero partecipare per avere a cuore il bene del nostro territorio, ma è anche dentro uno sguardo nazionale, internazionale, anche scopriremo stasera, per capire un po' quali prospettive, quali coordinate possono muoverci all'interno di questo. Vedete sullo sfondo anche il richiamo al premio Giuseppe Toniolo, quest'anno giunge alla sua 9ª edizione, avviene ogni anno, da 9 anni da questa parte, il 7 ottobre, e desidera promuovere in qualche modo quelle categorie di partecipazione che sono condensate nell'ambito della dottrina sociale della Chiesa. È un premio che premia scrittori, ricercatori, tesisti, ma anche testimoni di quei valori che Toniolo ha vissuto, ma anche giovani che si impegnano dentro queste coordinate per cercare di far conoscere questo ambito della dottrina sociale della Chiesa, che tra i suoi pilastri appunto la dignità della persona, l'impegno per il bene comune, la solidarietà, la partecipazione e molti altri. E vorrei ricordare le parole con cui ieri sera il Vescovo Corrado ha aperto questa settimana sociale. Se è vero che la partecipazione può anche aprire una teologia della partecipazione, a livello ecclesiale siamo dentro una partecipazione particolare che è quella della sinodalità, del camminare insieme, ciascuno con la propria identità, con i propri doni, per costruire comunità. Ecco, vorremmo che questa sera fosse anche un contributo per non soltanto ascoltare belle riflessioni, ma costruire insieme comunità. Diceva così il Vescovo ieri sera a Pieve di Soligo: ciò che ti è stato donato devi donarlo a tua volta. A ben pensarci, questa è la condizione di possibilità del buon funzionamento della democrazia. Se perdessimo questa intuizione e prevalesse la convinzione che è giusto appropriarsi ingordamente ed egoisticamente di ciò che ti è donato, la democrazia diventerebbe o un insieme di regole vuote, di convenzioni prive di anima, oppure diventerebbe una lotta continua di tutti contro tutti, burocrazia o contrapposizione. Ecco, forse noi vorremmo trovare una via mediana, ritrovare l'anima della democrazia, perché la partecipazione sia restituire agli altri ciò che ci è stato donato.
Non è soltanto il Vescovo a ricordarci questo, ce l'ha ricordato anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in uno dei passaggi del messaggio di fine anno il 31 dicembre scorso. Lo riascoltiamo e diamo così il via alla nostra serata. Grazie. Ci troviamo nel mezzo di quello che verrà ricordato come il grande balzo storico dell'inizio del terzo millennio. Dobbiamo fare in modo che la rivoluzione che stiamo vivendo resti umana, cioè iscritta dentro quella tradizione di civiltà che vede nella persona e nella sua dignità il pilastro irrinunziabile. Viviamo quindi un passaggio epocale. Possiamo dare tutti qualcosa alla nostra Italia, qualcosa di importante, con i nostri valori, con la solidarietà di cui siamo capaci, con la partecipazione attiva alla vita civile, a partire dall'esercizio del diritto di voto. Per definire la strada da percorrere è il voto libero che decide, non rispondere a un sondaggio o stare sui social, perché la democrazia è fatta di esercizio di libertà. Libertà che quanti esercitano pubbliche funzioni a tutti i livelli sono chiamati a garantire. Libertà indipendente da abusivi controlli di chi, gestori di intelligenza artificiale o di potere, possa pretendere di orientare il pubblico sentimento. Non dobbiamo farci vincere dalla rassegnazione o dalla indifferenza. Non dobbiamo chiuderci in noi stessi, per timore che le impetuose novità che abbiamo davanti portino soltanto pericoli. Prima che un dovere, partecipare alla vita e alle scelte della comunità è un diritto di libertà, anche un diritto al futuro, alla costruzione del futuro. Partecipare significa farsi carico della propria comunità, ciascuno per la sua parte. Significa contribuire anche fiscalmente. L'evasione riduce in grande misura le risorse per la comune sicurezza sociale e ritarda la rimozione del debito pubblico che ostacola il nostro sviluppo. Contribuire alla vita e al progresso della Repubblica, della patria, non può che suscitare orgoglio negli italiani. Ascoltare quindi, partecipare, cercare con determinazione e pazienza quel che unisce, perché la forza della Repubblica è la sua unità. Unità non come risultato di un potere che si impone. L'unità della Repubblica è un modo di essere, di intendere la comunità nazionale, uno stato d'animo, un atteggiamento che accomuna, perché si riconosce nei valori fondanti della nostra civiltà: solidarietà, libertà, uguaglianza, giustizia, pace. L'esercizio della libertà, il tema della democrazia, il tema della partecipazione, il diritto-dovere di esserci, di poter concorrere alla realizzazione del bene comune. Questa sera Angelino Alfano, presidente della Fondazione De Gasperi, Damiano Tommasi, sindaco di Verona, Jean-Leonard Toady, esperto di politica internazionale e di cooperazione, saranno qui, ognuno per la propria parte, ognuno per la propria esperienza, ognuno per la propria storia, a dire oggi il tema della partecipazione, il tema dell'amore alla democrazia, il tema della promozione del bene comune. Mentre adesso lascio la parola a Katia Agnès Bossoi, ricordo anche e saluto tutti coloro che stanno seguendo la nostra serata attraverso Latina TV, quindi ringraziamo in particolare Federico Campodoglio dall'Orto, ringraziamo l'Azione che è partner, 110 anni di storia, salutiamo il direttore Don Alessio Magoga, ma anche Telepace, Radio Palazzo Cardi, qualbonvento.com, testate giornalistiche tutte impegnate per la promozione di questa nostra iniziativa.
E mentre davvero cedo la parola, saluto e ringrazio anche per la sua presenza Don Andrea Dalcin, che è vicario episcopale per il coordinamento delle attività pastorali. Consentitemi la neopresidente dell'Istituto Beato Tognolo e Via dei Santi, Annalina Sartori. Grazie. La parola a Katia Nies. Sì, buonasera a tutti, appunto sono Katia, faccio parte del comitato organizzatore da qualche anno e io in primis volevo ringraziare appunto tutti le realtà del territorio che hanno consentito l'organizzazione di questa settimana sociale e quindi in particolar modo la diocesi di Vittorio Veneto, la pastorale sociale del lavoro, la scuola sociale diocesana, il settimanale diocesano L'Azione, appunto prima citato, la Caritas di Vittorio Veneto, l'Azione Cattolica, le ACLI, il Movimento dei Focolari, l'Unione Cristiana degli Imprenditori Dirigenti, Lucid, il Centro Culturale Humanitas di Conegliano, appunto, il Centro Culturale Giorgio Lapira di Motta di Livenza, l'Istituto Diocesano Beato Tognolo, le Vie dei Santi. E quest'anno tutti questi organizzatori hanno lavorato in collaborazione per la prima volta appunto con i comuni di Mareno e di Santa Lucia di Piave. Detto questo, inizierei la serata, partiamo con la presentazione appunto dell'avvocato Angelino Alfano. È siciliano, 53 anni, vive tra Milano e Roma. È sposato con 2 figli, è laureato in giurisprudenza con un dottorato in diritto dell'impresa ed è un politico appunto è stato politico con importanti incarichi nazionali fino al 2018, sia come parlamentare che come ministro e vicepresidente del Consiglio. Questa sera però è con noi in veste di presidente della Fondazione De Gasperi, ruolo che ricopre dal 2013. Tra gli obiettivi della Fondazione ricordiamo quello principale, che è di tenere in vita e trasmettere gli ideali dello statista appunto Alcide De Gasperi, uno dei protagonisti politici più significativi della democrazia del nostro Paese. Quest'anno ricorrono i 70 anni dalla morte dell'onorevole De Gasperi, che è venuto a mancare il 19 agosto del 1954, e del quale è anche in corso la causa di beatificazione. Fatta questa breve presentazione, perché gli incarichi e le attività dell'avvocato Alfano sarebbero tantissime, le pongo una domanda appunto semplice. Avvocato Alfano, come poter comprendere la levatura di De Gasperi e i suoi valori nell'attualità, nel presente? E poi, che cosa ha ancora da dire e da dare appunto De Gasperi a tutti noi oggi? Grazie non solo di questa domanda e per questa domanda, ma dell'invito, che è una occasione per riflettere su democrazia e partecipazione dove la è con l'accento, e quindi non è congiunzione ma è voce del verbo essere. E grazie anche alla diocesi. Ringrazio particolarmente Monsignor Martino Zagonel e il Vescovo Piazzolo per avermi invitato e penso che il coinvolgimento della diocesi nella riflessione sulla democrazia sia un qualcosa di importante ed io sono qui, come diceva Katia poc'anzi, come presidente della Fondazione De Gasperi. Il presidente De Gasperi mi chiede, Katia, in che senso può essere memorabile? Ci vorrebbe un convegno intero su De Gasperi. Io sono molto felice peraltro che i 70 anni dalla sua scomparsa coincidano con la 50ª edizione delle settimane sociali. De Gasperi è il padre della Repubblica unanimemente riconosciuto, è colui il quale è stato arrestato dai fascisti, ha battuto i comunisti, li ha battuti il 18 aprile del 1948 consegnando all'Italia la libertà e la democrazia. Ha spiegato al re, dopo il referendum del 2 giugno del 1946, che se ne doveva andare, che doveva prendere un aereo e recarsi in esilio,
Ha saputo anche dire di no al Papa quando il Papa ha chiesto un'alleanza a Roma che lui non condivideva, incarnando con quella scelta l'idea di una ispirazione cristiana capace di salvaguardare la laicità dello Stato. È stato l'uomo che ha istituito, ricordiamocelo a 2 mesi dalle polemiche che avremo anche quest'anno sul 25 aprile, la festa della liberazione, l'ha fatta il governo De Gasperi. Sotto il suo governo per la prima volta vi è stata la sovranità universale vera con il voto del 2 giugno del 1946 delle donne, e quindi per la prima volta il 2 giugno 1946 votarono tutte le donne. È l'uomo a cui si devono le scelte fondamentali che hanno impresso nella storia della Repubblica una continuità che arriva ai nostri giorni, e mi riferisco in primo luogo alla scelta atlantica e alla scelta di essere in un rapporto di fratellanza con gli altri paesi europei. La storia della costruzione europea è stata la storia anche di un'amicizia tra De Gasperi, Schuman, il ministro degli esteri francese, Adenauer, il cancelliere tedesco. È stata la storia tra uomini che misero da parte i rancori della guerra e seppero dare buona memoria e buona giustizia a milioni di morti attraverso la costruzione del più lungo periodo di pace che la storia europea abbia mai conosciuto. Io, interrogandomi qui e sapendo di essere in un qualche modo richiesto di riflettere sul futuro della democrazia, ho pensato che non può esistere alcun ragionamento sul futuro della democrazia se non si fa memoria del passato. Io sono nato nel 1970, ha detto la mia età poc'anzi Katia, e io ho conosciuto solo la pace, la democrazia e la Repubblica. Mio papà è nato nel 1936 e da bambino ha conosciuto la dittatura e la monarchia. Mio nonno ha conosciuto le guerre, mio padre ha conosciuto la monarchia, la dittatura e la guerra. Mio nonno ha conosciuto le guerre. E il padre di mio nonno ha conosciuto altre guerre, e così via, il padre del padre di mio nonno, e così via. Tutti hanno conosciuto le guerre, le dittature. Io appartengo, insieme a voi, alla prima generazione che ha conosciuto la pace, che ha conosciuto una pace duratura, che ha conosciuto la democrazia e che ha conosciuto la Repubblica. Per cui quando parliamo di democrazia, a mio avviso, sarebbe bene che ricordassimo alcune cose, proprio perché la memoria è il miglior terreno, il più fertile per costruire il futuro. Allora la prima cosa che noi dobbiamo sapere e ricordare è che c'è la primissima vittima delle dittature, cioè del contrario della democrazia, è proprio la partecipazione. La prima cosa che le dittature uccidono, la prima cosa che le dittature uccidono è proprio la partecipazione. Uccidono la possibilità e il diritto di partecipare, uccidono la possibilità e il diritto di condividere, uccidono la possibilità e il diritto di manifestare in piazza, uccidono la possibilità e il diritto di dissentire, uccidono la possibilità e il diritto di decidere insieme. La prima vittima delle dittature è la partecipazione. Ecco perché la democrazia è partecipazione con l'accento sulla E, perché se non c'è partecipazione non c'è democrazia. Una volta De Gasperi in un importantissimo intervento disse: a me chiedono se bisogna andare a destra o bisogna andare a sinistra, se la democrazia cristiana debba andare a destra o debba andare a sinistra. Per me l'importante è andare avanti, e andare avanti significa andare verso la giustizia sociale e la libertà. Ecco, questo è il binario che accompagnerà la mia riflessione. La libertà e la giustizia sociale, intesa come libertà, in primo luogo la partecipazione. La partecipazione abbiamo detto che è libertà, ma siccome abbiamo detto che non esiste il futuro senza memoria, noi dobbiamo ricordare che la democrazia è libertà, ed è libertà di pensiero, è libertà di parola, è libertà di culto, per dirla con Roosevelt è libertà dalla paura, è libertà dal bisogno, e dobbiamo fare memoria
quindi della circostanza che la democrazia non è arrivata per caso. Qualcuno è morto per regalarcela. Se noi siamo qui democraticamente e liberamente, non siamo qui per un caso, ma perché qualcuno è morto per conquistare una libertà di cui noi siamo beneficiari e di cui noi oggi godiamo. La seconda cosa che mi sembra importante sottolineare: la democrazia non è data per sempre. Guai a darla per scontata, guai a spegnere i canali di sorveglianza dei rischi antidemocratici. E un tarlo può essere rappresentato dalla noia democratica, il darlo per scontato, la noia. Io non partecipo, ma annoio, qui non si decide mai niente, non mi coinvolgo. Può essere un tarlo che si insinua nelle società e le rende più vulnerabili al rischio di derive autoritarie. Un'altra cosa da non dimenticare è che la democrazia non è un approdo stabile. La democrazia, come ci ha insegnato Aldo Moro, è un processo, è un'evoluzione. Cambia la sua forma mantenendo le libertà ma adeguandosi ai tempi nuovi. E quindi anche occasioni come queste servono per raccogliere esperienze, sensibilità, idee, opinioni che possano migliorare la qualità della democrazia, che non ha un approdo stabile. La democrazia implica una fatica. Pensate ad altri sistemi, guardatevi attorno anche nel mondo di oggi. Alcuni sistemi non democratici appaiono anche più efficienti, decidono velocemente. Alcuni appaiono veloci nelle decisioni, alcuni efficienti nella realizzazione degli obiettivi. Sì, d'accordo, ma qual è il prezzo di questa efficienza? Qual è il prezzo di questa velocità nella decisione? La sottrazione di libertà. Ascolta, io garantisco il futuro di tuo figlio che sarà anche lui impiegato statale, però per favore non intervenire nel dibattito pubblico, ti è vietato manifestare, se serve ti controlliamo. Ecco, io non credo che ci sia un sincero democratico in Italia che sia disponibile a cambiare un pezzo della propria libertà per un tantino in più di efficienza. Un'ulteriore considerazione è la democrazia non è data a tutti. Molti oggi combattono, soffrono, muoiono per ottenerla. E noi dobbiamo avere riguardo nei confronti di chi muore e combatte per ottenere la democrazia, perché è lo specchio di quel che noi eravamo e non siamo più, e ci ricorda quel che noi siamo stati e quel che non vorremmo mai tornare ad essere. Ed è per questo che tocca a tutti noi, che l'abbiamo avuta in dono la democrazia, il compito di preservarla dalla noia e dalla stanchezza, di difenderla dai tentativi di toglierle spazio e fiato, di migliorarla spendendo le energie migliori della società, come accade anche questa sera in questo sforzo, e di rendere, torno alla democrazia come processo e al fatto che non ha un approdo, e di rendere la democrazia pronta alle sfide nuove che i nuovi tempi pongono innanzi, a cominciare da quella fantastica, splendida, affascinante ed inquietante dell'intelligenza artificiale. Ecco la democrazia. La democrazia è esattamente l'essenza della nostra possibilità di realizzare noi stessi in quanto persone. E dentro la democrazia, a cominciare dalla democrazia italiana, noi come persone cristianamente ispirate possiamo essere quel che siamo se abbiamo la capacità di coinvolgerci e di realizzare attraverso il sistema democratico quello che la nostra originale e insopprimibile originalità di cristiani, la nostra unicità di cristiani può permetterci di essere. Questo significa essere anche costruttori di un orizzonte comune. De Gasperi, quando cominciò a parlare all'Assemblea Costituente, inaugurando la prima seduta dell'Assemblea Costituente, piuttosto che dividere
tra i banchi di un colore politico e i banchi di un altro colore politico, disse, leggo testualmente: operano nella Repubblica Italiana le tendenze universalistiche del cristianesimo, quelle umanitarie di Giuseppe Mazzini, quelle di solidarietà del lavoro propugnate dalle organizzazioni operaie. Cioè lo sforzo fu quello di dire: c'è un orizzonte comune che unisce questi filoni che appartengono alla storia d'Italia. E non è un orizzonte che divide, ma è un orizzonte che unisce sopra un qualcosa che stiamo per costruire insieme. Era l'Assemblea Costituente, e cioè la Costituzione della Repubblica, che, come poi disse Sergio Mattarella, rappresenta quell'orizzonte di valori condivisi che unisce la nazione. E allora, dentro questa prospettiva di democrazia, e vado alla seconda parte del mio intervento per parlare del futuro, noi anche in prospettiva delle settimane sociali dobbiamo cogliere quali siano i tempi nuovi per realizzare ciò che, dicevo all'inizio, essere nella prospettiva degasperiana anche l'altro elemento essenziale: da un lato la libertà, dall'altro la giustizia sociale. E la giustizia sociale è un qualcosa che si esprime attraverso una grande fatica, perché non esiste un algoritmo della giustizia sociale, non esiste un programma di intelligenza artificiale all'interno del quale premi un pulsante e trovi la risposta per la giustizia sociale. Io vi dico come la penso. Io penso che la giustizia sociale abbia un luogo in cui si affermi maggiormente, che è la comunità. La comunità come luogo in cui i bisogni e le opportunità trovano sostegno. Ci sono indagini sociologiche che dicono che coloro i quali hanno l'esperienza di comunità, che va dalla famiglia, alle reti sociali, alle amicizie, ai rapporti sociali più ampi, alla possibilità di vivere in un contesto di comunità, appunto, hanno una tendenza all'appagamento interiore, alla gratificazione, mi verrebbe da dire alla felicità, superiore a chi vive in solitudine. La giustizia sociale ha un'altra parola che per me è cruciale, ed è la parola solidarietà. Ed un'altra parola che io inserirei se fossi nel comitato scientifico delle settimane sociali è la parola merito. E merito e solidarietà io le intendo come due parole che camminano insieme. Il merito, perché consente a chiunque di andare avanti e di salire, di crescere. Ma cos'è che può spingere un ragazzo di umile famiglia verso le vette del successo professionale, se non il merito? E che democrazia è una democrazia che non garantisce a quel ragazzo, attraverso il merito, la valorizzazione dei suoi talenti che gli permettono di arrivare in vetta? Una democrazia che non riconosca il merito farà sì che i benestanti e i ricchi siano sempre ricchi e i figli dei poveri siano sempre poveri. Una democrazia che riconosce il merito è una democrazia che fa funzionare l'ascensore, il merito. E l'altra, la solidarietà, perché la solidarietà è quel qualcosa che induce una comunità ad aiutare chi è rimasto indietro. Ecco perché merito e solidarietà dentro la prospettiva di una comunità sono le parole chiave che orientano la giustizia sociale. E poi c'è un patto che io vorrei che ispirasse il futuro del nostro Paese, e mi fa molto piacere dirlo davanti a un sindaco così ben voluto, ed è quello incentrato sulla parola sussidiarietà. La parola sussidiarietà che per me è la forma più moderna di libertà, e cioè le decisioni di prossimità nella idea di sussidiarietà verticale. Non faccia la regione quello che può fare anzi, non faccia la provincia, se rinascerà la provincia, ciò che può fare il comune, non faccia la regione quel che può fare la provincia, non faccia lo Stato
quello che può fare la Regione, non faccia l'Unione Europea quello che può fare lo Stato. La decisione che sia la più vicina possibile come luogo di assunzione e di determinazione rispetto al bisogno del cittadino. E per altro verso, questa è la mia opinione, il nostro Paese non può salvarsi da un declino demografico, non può salvarsi da una condizione di fatica economica se non vi è una grandissima alleanza tra il settore pubblico, il settore no profit privato sociale e i privati. Ci vuole una grande alleanza che tenga tutti insieme, che svegli le energie migliori, perché non è detto che il pubblico possa fare a migliori condizioni economiche e con maggiore efficienza quello che il privato fa. A volte il privato è il privato no profit, il privato sociale, il privato dei volontari, il privato delle associazioni riesce a fare a minor costo e con migliore risultato ciò che il pubblico fa a maggior costo e con minore risultato. Una sussidiarietà che è espressione di libertà, perché viene dal basso il movimento delle associazioni, dei volontari, delle organizzazioni nell'ambito della cultura, della salute, dell'istruzione, della organizzazione sportiva, e che consente una grande possibilità di alleanza che tenga insieme uno Stato che, come diceva De Gasperi, tiene unite alcune grandi storie e culture che penetrano sin dalle origini la storia di questo nostro Paese. Vado a concludere dicendo che gran parte della domanda relativa al futuro della democrazia, quale sarà il futuro della nostra democrazia, trova la sua risposta nella entità e nella qualità della partecipazione. La scarsa partecipazione è alcune volte causa e alcune volte conseguenza del disamore per la democrazia, per la disaffezione per la democrazia, per la stanchezza della democrazia. E qual è la scintilla che può farci svegliare? La scintilla che può farci svegliare è, da un lato, la memoria di ciò che siamo stati, cioè vittime di una dittatura e non vogliamo tornare ad essere, e per altro verso l'idea che il nostro Paese si riscatterà solo se ci saranno le energie migliori provenienti dalla società. Una società non più contro lo Stato, una società che non è uno specchio capovolto rispetto al pubblico e alle istituzioni, ma una società con lo Stato, un risveglio e un'alleanza che metta insieme i pezzi migliori del nostro Paese. E di fronte a tanto scontento, di fronte a tanta disillusione, quando noi pensiamo a coloro i quali faticano nelle corsie di un ospedale per dare sostegno e cura ai malati, se pensiamo a coloro i quali vanno a servire nelle mense dei poveri, se pensiamo a coloro i quali assistono i clochard per strada, se pensiamo a coloro i quali insegnano ai nostri ragazzi a fare sport e a tenersi lontano dalle droghe, e allora capiremo, se penseremo a loro, quanto grande sia il cuore di questo nostro grande e splendido Paese, perché è un cuore che riesce a cogliere il meglio di quel desiderio di bene che si annida e che è dentro il cuore di ogni uomo. Ecco, la capacità deve essere quella di mettere insieme tutto questo. Vi ringrazio. Grazie all'onorevole Alfano, Presidente della Fondazione De Gasperi. Il dono della democrazia, mai scontata, sempre da conquistare, sempre da promuovere in un'ottica di diritti e doveri. I grandi temi, come potremmo citarli, delle idee ricostruttive per questo Paese di De Gasperi, più che mai attuali oggi. Un grande appello finale, vorrei dire, a questa partecipazione in più che può arrivare dalla società civile per rigenerare il senso di questa democrazia nel nostro Paese. E il tema della sussidiarietà mi favorisce nell'interloquire adesso col nuovo relatore di questa sera, cioè Damiano Tommasi, sindaco di Verona. Cioè il tema della partecipazione dal basso, il tema tutto sturziano, tutto tognoliano, delle dimensioni che a partire dai cittadini sono quelle che poi salgono e danno la prospettiva invece di una realizzazione bene comune. Ce lo dirà meglio Damiano Tommasi. Ricordo, ha 49 anni, è sposato, ha 6 figli,
È stato calciatore professionista dal 93 al 2009 e dirigente sportivo dal 2009. Conosciutissimo anche come presidente dell'Associazione Calciatori dal 2011 al 2020, consigliere federale della Federazione Italiana Gioco Calcio dal 2011 al 2020, consigliere nazionale del CONI dal 2013 al 2016. Ovviamente veronese, grande sensibilità sociale, grande impegno verso i temi anche educativi, infatti lui è cofondatore e dirigente dell'Istituto Scolastico Don Milano Bilingual School di Pescantina, è una scuola paritaria frequentata da centinaia di ragazzi, no? fino alla scuola media. È stato uno dei centrocampisti di riferimento della Roma tra fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, ha vinto uno scudetto, una Supercoppa italiana, 25 presenze e un gol con la nazionale italiana, ha ricevuto il premio nazionale altro pallone per il suo impegno sociale e si trova oggi, dal giugno 2022, a essere sindaco della città importante, di straordinaria storia, di grande rilievo dal punto di vista economico-sociale, della cultura come Verona. Tra l'altro oggi, come ricordavamo in una recente call insieme al direttore Don Andrea Forest, in un momento molto particolare anche, che prelude ad eventi molto significativi, e cioè ricordiamo il 18 maggio prossimo ci sarà Papa Francesco in visita a Verona, la prima volta del Papa nel Veneto, e sarà qui anche su invito ovviamente del Vescovo di Verona Domenico Pompili per ricordare la grande tradizione di questo crocevia di popoli, di una terra di missionari e missionarie, quella di Verona. E in particolare Papa Francesco sarà all'arena di pace, no? Proprio perché questo evento che riunisce forze ecclesiali e civile attorno ai grandi temi dalla pace al disarmo, dall'economia integrale alle migrazioni e quant'altro. E in più dentro questo tema c'è anche il ricordo, lo faceva con molta cura, con molta attenzione il sindaco Tommasi, di una figura come quella di Romano Guardini, che è stato teologo, scrittore, filosofo, una grande personalità che dentro questi temi ovviamente ha dato un contributo nativo, generativo, veronese. E in più Verona si prepara ad essere, fra 2 anni, 2026, sede, no, di cerimonie ufficiali sia per quanto riguarda le Olimpiadi invernali di Milano Cortina sia per quanto riguarda le Paralimpiadi. Quindi capite, dentro questa storia molto, possiamo dire, adesso lo chiederemo, anche originale del sindaco Tommasi, c'è anche questo momento speciale che vive la sua città. E allora la prima domanda, se è consentita, è proprio questa, autobiografica dal suo punto di vista. Perché dopo la carriera di calciatore, quante volte l'avrà sentita questa domanda, già ricca di soddisfazioni e successi, ha pensato di declinare la sua partecipazione dal punto di vista proprio dell'impegno politico-amministrativo. Grazie. Sì, grazie. Buonasera a tutte e a tutti. Sì, nella mia biografia manca un pezzo di storia che è la mia famiglia d'origine. Io sono nato in un paese di montagna e sono il terzo di 5 figli, quindi sono cresciuto nella condivisione e nella partecipazione, nella condivisione anche dei genitori, ne avevamo 2 per 5, di tutto quello che erano i giocattoli. Sono cresciuto in parrocchia e quindi con una comunità piccola e per questo attenta alla partecipazione, e questo credo che sia stato quello che mi ha spinto a fare quello che ho fatto nella mia vita fino ad oggi, soprattutto il fatto di essere il terzo di 5 figli, ma i miei 2 fratelli più grandi sono poco più grandi di me, quindi io sono nato e cresciuto sfidando quelli più grandi, quelli più bravi, perché volevo giocare con i miei fratelli e quindi ho sempre giocato insieme a calciatori più bravi di me, e questo è stato un po' un allenamento a prendere il mio percorso personale di vita come un percorso. E in questo percorso, dopo la mia carriera professionale finita nel 2009, sono diventato presidente dell'Associazione Italiana Calciatori dopo Sergio Campana, nostro conterraneo di Bassano. È stato il primo ed era stato l'unico presidente dell'Associazione Italiana Calciatori fino allora, quindi dopo 43 anni di presidenza campana mi è stato chiesto di impegnarmi. Io facevo parte del consiglio direttivo. Questo senso di rappresentanza, di voler
fare un passo avanti, è un po' simile a quello che poi ho percorso 2 anni fa. Io da calciatore professionista ero e sono tuttora ricordato come anima candida, come dire la mosca bianca, quello che si comporta bene, vedi il premio. E ho sempre combattuto questa cosa della mosca bianca, perché nello sport, non solo nel calcio, ci sono persone che, a proposito delle parole che ricordava l'onorevole Alfano di merito e solidarietà, credo sono dei campioni, perché hanno tutti un percorso di impegno, di sacrificio, di convinzione, di passione, di competenze che raramente vengono riconosciute, perché poi lo sport raramente acquisisce un valore che non sia solo quello appunto del successo, della memoria emotiva che tutti noi ci portiamo dentro, ma poi non si va nel profondo e, come dico sempre, a superare la figurina e quindi andare alla persona. Siccome quando uno dei miei successi più grandi in carriera è stato quello di aver iniziato una carriera, aver attraversato un mondo straniante e pericoloso come quello della politica, come quello del successo televisivo, e rimanere me stesso è stato il successo più grande. Così, finita la carriera, siccome credevo in questo, quando mi è stato chiesto, ho detto sarebbe stato un mancare a una cosa che sentivo, che i ragazzi, i giovani, le persone, i tanti tifosi dello sport hanno bisogno di conoscere le persone che sono dietro quelle immagini, quei successi, quelle gesta che poi, come ho detto, rimangono in tutti noi e in qualsiasi dei nostri ragazzi. Quindi mi sono lasciato coinvolgere e ho fatto appunto questo passo di candidarmi, di diventare presidente dell'Associazione Italiana Calciatori e delle Calciatrici, che altro non è, insomma, quando è nato nell'anno 68 era ed è stato e diventato poi l'attività sindacale dei calciatori fino ad arrivare al professionismo. Ad oggi invece è anche componente delle istituzioni sportive, l'attuale presidente dell'Associazione Calciatori e vicepresidente della Federcalcio. E siccome Campana ha durato 43 anni, io ho messo il limite ai mandati e quindi nel 2020 ho finito i miei mandati, e devo dire che una richiesta di impegno politico attivo mi è arrivata parecchie volte nella mia vita, a cominciare dal 2005 su Roma, le comunali di Roma, poi le politiche, poi le comunali di Verona nella tornata precedente. Quindi ho sempre detto di no, perché ero impegnato in altre attività, appunto l'Associazione Italiana Calciatori. Nel 2020 non avevo più scuse, quindi non sapevo cosa inventarmi. Devo anche dire la verità che ho uno dei nostri figli, la grande, è molto appassionata di politica, e quando Beatrice ha scelto di fare scienze politiche al liceo era guardata storta, perché tendenzialmente chi fa scienze politiche è chi non sa cosa fare e va a fare scienze politiche, e invece lei ha avuto la fortuna poi di fare un periodo all'estero a Reims, dove Sciences Po è invece quello che dovrebbe essere la politica, quindi la più alta forma di partecipazione competente alla vita sociale, alla vita politica delle nostre comunità, e guardandola e sentendo lei come gli altri giovani ho sentito e sento tuttora un grande bisogno di attenzione, di ascolto, di motivazione a partecipare. E la cosa che mi dispiace, che mi disturba, non ho mai avuto una tessera di partito, però è che la politica oggi non è la loro risposta, ma non lo è perché secondo me non ascolta queste sensibilità. I giovani oggi partecipano alle attività associative, partecipano, sono sensibili ai temi della sostenibilità, dell'ambiente, dei diritti, ma non vedono nei partiti e nella politica di oggi un luogo dove poter far valere queste loro convinzioni. E io invece credo che ho fatto nella mia carriera calcistica, poi ho fatto del mio essere famoso volentieri il messaggio delle varie iniziative che mi venivano richieste di accompagnare, di dar pubblicità alle iniziative di solidarietà, alla raccolta fondi, alle società per la ricerca.
e in tutte queste attività di associazionismo c'è sempre l'obiettivo finale, che è quello di stimolare la politica perché cambi le cose. E io credo che ci sia anche un modo diverso, che è quello di entrare nell'agone, di entrare nelle stanze dove si possono e si devono cambiare le cose e sensibilizzare a quei livelli, che è sicuramente una via in questo momento più complicata, ma anche più breve, per poi preparare quel terreno fertile che l'associazionismo troverebbe e trova in tante realtà per le attività che sono quelle di solidarietà, appunto, e di sussidiarietà. Quindi quando mi è stato chiesto su Verona la partecipazione alla candidatura, come dico sempre, io non ho scelto di fare il sindaco, ho scelto di candidarmi. Di fare il sindaco l'hanno deciso gli altri che dovevo farlo, quindi devo dire la verità che la mia decisione era quella di fare quel passo che vi dicevo, di entrare nelle stanze per capire come funziona, perché mi sono accorto per lo stesso motivo quando sono stato nelle istituzioni sportive. È nelle istituzioni sportive che si possono davvero cambiare le cose. E così ho detto, avvio un percorso in Verona, idealmente la capitale del Triveneto, la città più popolosa del Triveneto. Siamo la 13ª provincia d'Italia, 10ª per attività produttive, siamo baricentrica rispetto a flussi di merci, di persone, appunto come ricordava il Santo Padre nella lettera di incarico a Monsignor Pompili, siamo crocevia di popoli e di culture, che è un po' anche quello che Romano Guardivi raccontava. Però non ce ne rendiamo conto, non abbiamo questa sensazione di avere questa responsabilità. Ho detto, entrare in un consiglio comunale della mia città è un primo passo verso quelle stanze che secondo me hanno bisogno di avere motivazioni diverse per, appunto, rendere accattivante la partecipazione, e quindi per una serie di situazioni a Verona si è avuto un ampio consenso attorno alla mia candidatura, e questo ampio consenso poi ha portato all'elezione, e da 1 anno e mezzo più o meno mi ritrovo lì. Grazie. Lei ha avuto fiducia e la fiducia è stata riposta sulla sua persona. Lei in qualche modo ha già risposto, ha parlato di questa sua storia personale, nel segno della condivisione, della solidarietà, no? A partire dalla famiglia. Ma lei ovviamente è un grande esperto del gioco di squadra, e qua consentitemi, prima di affidare la risposta, saluto un grande sportivo, calciatore, allenatore, Gianni De Biasi, del nostro territorio, grande amico di Damiano Tommasi. Grazie che è qua con noi questa sera. Grazie. E allora la domanda è: com'è che questo gioco di squadra, che lei in qualche modo sapientemente, in maniera straordinaria, ha saputo così interpretare e rappresentare negli anni, è diventato elemento importante e decisivo anche per questa vicenda sua, prima per la candidatura e poi per l'esercizio, no, del suo essere primo cittadino a Verona? Il gioco di squadra. Allora, la mia candidatura è stata molto dibattuta, perché per molti veronesi sono un idolo, essendo stato un veronese che ha vestito la maglia della squadra della città, e questo ovviamente prendere parte politica ha un po' deluso chi non la pensa politicamente come le forze che mi hanno sostenuto, e da parte di chi ha preparato la campagna elettorale è stato tutto un continuo: dobbiamo far dimenticare che sei un ex calciatore, per 2 motivi: uno, perché sei ex calciatore professionista, perché gioco ancora seconda categoria, e poi perché questo fatto del calciatore si ha la sensazione che sia, come fa uno a fare cose serie se è stato un calciatore, e io ho detto: non guardate me, perché per me chi dice così, se è maschio, al 90% avrebbe voluto esserlo e non ci è riuscito, quindi non ditemi che è un minus. Questo tutta la campagna elettorale ho dovuto mordermi la lingua. Però dopo, quando sono stato eletto, ho detto: adesso è sdoganato, posso parlare di calcio e di sport. Abbiamo 2 particolarità nella città di Verona. Una è stata citata, che saremo sede della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 e della cerimonia di apertura delle Paralimpiadi dentro l'Arena. Quindi lo sport è, diciamo, il cuore della nostra legislatura, diciamo, e ad aggiungere questo c'è stata, anche grazie al fatto che io ho fatto questo lavoro,
l'inserimento di Verona come città possibile sede dell'Europeo 2032 di calcio. Quindi obtorto collo, dovrò parlare di stadio, dovrò parlare di sport, quindi sono costretto a fare delle mie competenze sportive precedenti argomento, ma mi sono accorto di un'altra cosa. Io parto sempre, anche quando parlo a gruppi di ragazzi, ad aziende, a gruppi che lavorano insieme, ho detto che lo sport ha un facilitatore che è il pallone, perché è uno per tutti. Quindi il segreto di far funzionare un gruppo è trovare qual è il pallone, cioè quella cosa che ci fa essere tutti subalterni a qualcosa di comune. E questo esercizio è una cosa che chi fa sport si rende conto, chi fa sport di squadra ancora di più, perché c'è questa cosa che per noi è la città di Verona, il bene della città di Verona, che è primario rispetto a tutte le nostre aspettative, le nostre competenze, e nessuno di noi ha la stessa competenza dell'altro, così come una squadra di calcio, il portiere ha un ruolo e l'attaccante un altro. Le cose non funzionano quando qualcuno vuole fare il ruolo dell'altro o qualcuno si dimentica di fare la sua parte. Ecco, questo esercizio è stato un esercizio continuo in questa coalizione di sostegno alla mia candidatura, che più o meno 10-12 gruppi tra partiti e gruppi civici, ed è un continuo rimando alle metafore calcistiche. Poi, visto che ci sono, ma ho già detto al mister che ho fatto, perché oltre ad essere tutto quello che è l'allenatore, il mister è anche un maestro, e noi ci siamo conosciuti in una vicenda parecchio particolare, perché ero in Spagna, avevamo fatto 10 partite di campionato, 1 punto, è arrivato il mister De Biasi e la prima cosa che ha fatto, il primo giorno di allenamento, ci ha dato un foglio a tutti noi, ha detto: scrivete gli 11 che devono giocare domenica e con che modulo dobbiamo giocare. E noi ci siamo guardati subito, è uno scarico di responsabilità, perché ce la fa fare a noi la formazione, così se perdiamo. Invece in realtà è stato un esercizio, perché poi io ovviamente non mi fermavo al campo, ho chiesto al mister il motivo, ero curioso, mi sono fatto dare i risultati, insomma. Ecco, la giunta io l'ho fatto così. Ho detto a tutti i gruppi: datemi 10 nomi con i ruoli, e poi questo perché loro empatizzassero con la mia situazione. Io non avevamo fatto nessun accordo politico prima delle elezioni, quindi eravamo veramente, a proposito di libertà, liberi di... E quindi ho chiesto a loro di fare questo esercizio, e tutta una serie di domande, ma possono essere 10 del PD? Sì, possono essere 10 del PD, possono essere tutti, nessuno dei partiti? Sì. E questo mi è servito, perché c'erano alcuni nomi, come era successo con mister De Biasi, che avevano giocato tutte e 10 le partite e non risultavano in nessuna formazione. Quindi avevano giocato, ma la squadra non aveva fiducia in questi giocatori, o viceversa, giocatori che erano in tutte le formazioni e non avevano mai giocato fino a quel momento. E così è stato per la mia giunta. Io ho avuto nomi che erano in tutte le forze politiche e che magari non pensavo di dare le deleghe, ma mi rendevo conto invece che questa aspettativa c'era, o viceversa, e questo ha evidenziato anche un altro aspetto, vabbè, questo molto tecnico, però mi è stato rimproverato di aver scelto degli assessori tecnici vicini ad una lista civica piuttosto che all'altra, e questa osservazione mi era arrivata da una delle forze politiche che era riuscita solo a darmi i nomi dei loro, non mi aveva dato i 10, e questo per essere sicura che quei loro fossero dentro. Ecco, tutte queste metafore di un gioco di squadra, credo che lo sport ha la facilità di fartelo fare fin da bambino. E tutte le cose che facciamo da bambini poi ci restano dentro, ma più dentro che dentro, e in quell'inconscio che poi ti fa vivere le dinamiche, non dico con naturalezza, però molto facili da leggere, da capire, perché poi un'altra cosa della politica è il linguaggio, a volte, che rischia di essere incomprensibile a chi poi deve andare ad esprimere un voto, ad esprimere una preferenza, una critica. E quindi questo linguaggio sportivo mi è sempre
ce l'ho sempre sulla punta della lingua perché lo vedo che è molto immediato e anche in chi non fa sport. Senza renderci conto lo usiamo tantissimo e credo che lo sport di squadra, e questo è un altro capitolo, ma mi spiace che lo sport non sia considerato una delle attività educative che dovrebbe essere principale rispetto a tante altre che però non viene sfruttato come potrebbe. Grazie. Quindi lo sport di squadra come visione, come progetto, come stile, come attitudine, no? A far entrare nella politica questo senso di partecipazione, di generazione. E allora in questo facciamo un passo, il terzo, definitiva domanda conclusiva per questa prima tornata. E quindi in questo suo ruolo, che è un ruolo comunque di sintesi, di equilibrio, no? di alta visione, ecco, della politica, pur nella versione amministrativa, quali sono secondo lei i criteri fondamentali per stimolare, per favorire, per promuovere la partecipazione dal basso dei cittadini, e ovviamente in alleanza con le istituzioni, e soprattutto come si fa dall'interno delle istituzioni, dal suo punto di vista, a far sì che questa idea del bene comune non sia proprio fuori delle agende, ma sia incarnata e soprattutto ci sia un'attenzione per chi è più fragile, per chi è più debole, per chi resta indietro. Allora, mi viene in mente, prima nella chiacchierata, penso che, anche pensando ai giovani, ci sia una sensibilità verso questo altro, verso questo che ci sta attorno, che non c'è mai stata. La sensibilità che i giovani hanno sul tema, ma anche in generale, sulla sostenibilità, sui bilanci sociali delle aziende. Ormai credo che nessun privato possa pensare che la sua attività o quello che fa è neutro rispetto a tutto ciò che lo circonda. E ormai questa è una sensibilità, credo che sia anche per convenienza, in alcuni casi solo per convenienza, ma ormai non si può non dirsi sostenibili, non dirsi io faccio business però rispetto la comunità dove sono, io faccio business ma rispetto i diritti delle persone, quindi questa sensibilità c'è altissima come credo non ci sia mai stata. Ed è figlia non tanto di lotta o di disparità sociale, ma di sensibilità proprio rispetto a tutto ciò che ci sta attorno, perché si sta convergendo sul fatto che vivere meglio tutti è l'unica via per stare meglio anche individualmente. E quindi questa situazione credo che sia molto favorevole. Purtroppo credo che la politica si possa parlare alla testa, alla pancia o al cuore. Credo che oggi voi per la velocità dei messaggi, un po' quello che ricordava Mattarella, no? del sondaggio, del social, del messaggio che si cancella dopo poco, di questa informazione che di fatto poi si traduce in frivolezza, in velocità anche di pensiero e purtroppo la politica vuoi non lo so per quale motivo, però parla molto troppo alla pancia. Quando prova a parlare alla testa risulta distante perché diventa incomprensibile, il linguaggio non è di una cultura politica come probabilmente era. Abbiamo parlato prima di De Gasperi, o nel dopoguerra chi si occupava di politica aveva una cultura politica che sosteneva un certo linguaggio. Io credo che oggi sia il tempo di parlare al cuore dei giovani, delle persone. Credo che il periodo del Covid ci abbia restituito questo. Noi abbiamo a Verona avuto modo di veder nascere iniziative spontanee. Una ragazza si è inventata nipote in affitto, ha chiesto un tavolino in un'edicola del quartiere e 2 giorni a settimana va a fare assistenza digitale, telefonino, il computer, l'iPad a chi anziano non ha il nipote o ha il nipote impegnato e questo è un modo di fare qualcosa per la comunità dove si è. Una delle statistiche che più mi preoccupa non è tanto la parte
demografica, perché io credo quando si parla di un paese che fa pochi figli, sarà per deformazione genitoriale, però sempre la sensibilità delle persone che o non possono avere figli o non trovano con chi mettere al mondo un figlio, o vedono avere un figlio una grandissima responsabilità, quindi non è solo una mancanza delle nostre comunità, sono anche scelte di vita importanti e credo che dobbiamo sostenere chi fa queste scelte, ma a me quello che preoccupa è la solitudine. Noi abbiamo a Verona quartieri che hanno un nucleo medio familiare 1,2. Andiamo verso la media della città sotto le 2 persone per nucleo familiare, quindi io credo che questo ci imponga di parlare al cuore di queste persone e far sentire che non sono da sole. Abbiamo in carcere a Verona un'altissima percentuale di suicidi negli ultimi mesi, che è preoccupante, perché non ci si spiega, perché non si spiegano determinate scelte. Credo che quello che è forse anche un dovere, una sensibilità, un pensiero, prima sono stati citati insomma dalla Pira a De Gasperi, della partecipazione di un pensiero cristiano, cattolico alla vita politica, sia parlare di questa dignità umana di cui faceva riferimento Mattarella, che deve essere il sottofondo delle nostre scelte, delle nostre dinamiche. Credo che sia quello che ci può dare quel tono di parlare al cuore delle persone, perché fare politica non è solo trovare un posto in Parlamento, trovare una seggiola, trovare un incarico. Credo che sia molto altro e molto alto, e purtroppo io il primo anno che ho votato era il 92, quindi piena Tangentopoli, piena disgregazione di quelli che erano i grandi della politica, sono diventati tutto in un colpo il peggio che si poteva pensare. Quindi facciamo fatica noi come generazione a ridare questa dignità e questa altezza della politica, ma credo che se andiamo a parlare al cuore andiamo a trovare quel terreno fertile che già c'è nei giovani, e si riesce secondo me invece a coinvolgere più delle persone di quelle che oggi esprimono il voto. Io ho detto anche in campagna elettorale, una bella discussione in giunta negli ultimi giorni in cui i tecnici sono visti tecnici, invece quelli eletti sono quelli che contano, e io ho detto che la mia scelta dei tecnici era in qualche modo rappresentare quella fetta di popolazione che è la maggioranza, che sono quelli che non hanno votato, perché attraverso i nostri assessorati tecnici voglio convincere quelli che non hanno votato a vedere in amministrazione persone che rappresentano quello che si aspettano dalla politica. Credo che questo sia un dovere di tutti. L'indifferenza è quella che fa più paura, più che la contrarietà o l'opposizione, e credo che l'indifferenza si combatte appunto parlando al cuore e parlando alla parte umana nostra, che tra l'altro come Italia credo abbiamo pieno diritto di parlarne, perché abbiamo tantissimi testimoni, come sono stati citati prima, che possono davvero essere un orgoglio per tutti noi. Grazie al Sindaco Tommasi. Parlare al cuore, favorire la partecipazione, nuovo linguaggio, nuovo coinvolgimento, il tema dei giovani, vincere le solitudini delle città ma anche delle comunità. Ecco, in questo senso stiamo implementando, rafforzando questo concetto di democrazia che viene da una storia importante, alta, da personalità straordinarie che l'hanno rappresentata, e da una vicenda che viene vissuta in tanti municipi, in tante esperienze istituzionali, in tante dinamiche associative con questa partecipazione dal basso. Consentitemi, prima di parlare e di arrivare all'ultimo ospite, proprio in questa logica di dialogo che abbiamo così anche sperimentato, stiamo sperimentando questa sera, un saluto particolare appunto a altri sindaci: Andrea Modolo di Marea di Piave, il sindaco Mario Collè di Follina, il consigliere comunale Rocco di Treviso. Saluto anche l'ex sottosegretario dell'ambiente Barbara Degani, l'ex parlamentare europeo Antonio Cancian e l'ex senatore Walter Bianco. La parola a Katia Nies, prego.
Sì, io adesso passo appunto a presentare l'ultimo nostro relatore. Il dottor Jean-Léonard Touady è nato a Brazzaville, nella Repubblica del Congo, ha 65 anni, è laureato in filosofia e in scienze politiche per amore della politica, penso non, come diceva prima il sindaco Tomasi, così, per scelta semplice. Niente, e attualmente svolge l'attività di giornalista e docente ed esperto di relazioni internazionali. Scrive per varie riviste e poi anche autore e conduttore di eventi appunto radiofonici e televisivi. È stato il primo parlamentare italiano di origini africane eletto nelle elezioni politiche del 2006 e poi vi ha operato appunto per anni. È anche lavora attualmente appunto anche con il Centro Relazioni con l'Africa della Società Geografica Italiana. Ecco, il dottor Touady, faccio prima una premessa e poi magari le pongo una o due domande. Lei, in forza del suo attuale compito internazionale, ha una visione globale sulla geopolitica, sulla economia. E quindi forse potrà confermarci che non sempre la partecipazione popolare è valorizzata nelle scelte più strategiche e decisive. Spesso infatti ci sono interessi finanziari, economici, commerciali, nonché anche l'uso proprio dell'intelligenza artificiale che spesso orienta le nostre scelte e le nostre idee. E appunto questi influenzano gli stessi processi politici e democratici. Ecco, alla luce di quanto appunto detto, le chiedo che considerazioni farebbe su questo intreccio di fattori, che non è sempre appunto a vantaggio di una partecipazione democratica, e come recuperare oggi una virtù politica che sappia coinvolgere e includere tutti, diciamo dal nord al sud del mondo. Grazie, saluto tutti voi, vedo che ancora siete belli svegli nonostante l'ora, quindi significa che Angelino e il sindaco vi hanno interessati nelle cose che vi hanno detto. E grazie dell'invito, sono contento di rivedere Don Martino, che conosco da tantissimi anni, di rivedere Angelino che ho sfiorato in Parlamento e soprattutto contento da romanista e da romano di sentire il sindaco Tomasi. I miei figli non stavano nella pelle quando hanno saputo che l'avrei incontrato. Vorrei partire da una riflessione che ci viene dal Concilio Vaticano II, il proemio che apre la Gaudium et Spes, perché sento questa sera che bisogna ricordare quelle parole, e quel proemio che parla di speranze e angosce e di profonde mutazioni. All'epoca, immaginate quante speranze, angosce e profonde mutazioni possiamo avere noi oggi, donne e uomini del XXI secolo. Ma ciò che mi interessava sottolineare in questa nostra conversazione serale, dove ho sentito e ho anche imparato tante cose da chi mi ha preceduto, è questa chiamata che viene fatta dal Concilio ai discepoli di Cristo di un dovere permanente di scrutare i segni dei tempi e di interpretarli alla luce del Vangelo. È dovere permanente, non è che se abbiamo tempo lo facciamo, se ci va lo facciamo, se non ci va non lo facciamo. C'è qualcosa di dirimente in questo dovere che noi abbiamo di scrutare i segni dei tempi. Dobbiamo continuamente leggere il tempo che viviamo
ed è ancora più vero oggi, in cui siamo immersi in quello che uno studioso dei mass media chiamava la civiltà della stereorealtà istantanea. Noi viviamo in una specie di stereorealtà istantanea, il tempo sospeso, il minuto, il secondo in cui ci raggiunge un'informazione, subito dopo ci arriva un'altra e non abbiamo il tempo di flettere, pensare il nostro vissuto personale, il nostro vissuto collettivo. E quindi il richiamo a fermarsi e a scrutare i segni dei tempi. E il proemio della Gaudium et Spes utilizza due parole che sembrano sinonimi ma non lo sono: conoscere e comprendere. Conoscere, scrutiamo i segni dei tempi per conoscere e comprendere. Conoscere, cioè utilizzare la parte razionale di noi stessi, capire le cause di ciò che ci avviene, le cause storiche, le cause economiche, la parte proprio della conoscenza che mette in fila le ragioni di ciò che accade. Però poi c'è il comprendere, che è molto bella come verbo, il prendere insieme, il comprendere. E il comprendere ci porta subito alla compassione. Dobbiamo avere compassione per il nostro mondo, per i nostri simili, per la nostra condizione, proprio nel senso letterale di compatire, essere in grado di entrare in sintonia, di far vibrare il nostro cuore. Si parlava prima del cuore, di far vibrare il nostro cuore e la nostra mente alla dimensione del tempo che stiamo vivendo. E quindi pensavo che stasera noi stiamo vivendo un lusso, ci stiamo offrendo un lusso, cioè il lusso di stare qua e di sottrarci alla stereorealtà istantanea per immergerci nella conoscenza e nella profondità, nel scrutare i segni dei tempi. Cercherò di essere molto veloce perché condivido tante delle cose che sono state dette da Angelino, e si capisce da lì che c'è una matrice comune che ci unisce, ed è la dottrina sociale della Chiesa, tutta la grande articolazione di pensiero che la Chiesa ha sviluppato dalla Rerum Novarum fino all'ultima enciclica, e che ha una continuità e una cogenza ancora oggi molto ammirevole. Si è evocato la dimensione internazionale, no? Noi eravamo abituati a vivere in un mondo internazionale, cioè in un mondo dove c'erano le nazioni con la loro sovranità, con i loro confini ben delimitati, e come si dice da queste parti, dentro quei limiti paruna casa nostra, no? La sovranità. E se devi fare entrare le tue merci, devi pagare la dogana, no? Perché sono io che decido chi entra e chi esce, e che merce entra e chi merce esce. Noi dobbiamo impararci, allenarci anche nel nostro linguaggio a pensare che quella dimensione lì è tramontata. Siamo entrati in un'altra era, in un'era globale, e non è solo per fare i fighetti che invece di dire internazionale preferiamo dire globale, è proprio un cambio di paradigma, no? Perché la rivoluzione tecnologica, la connettività, i satelliti geostazionari, internet, ha creato degli spazi individuali, ma soprattutto degli spazi pubblici che non vengono governati dagli stati, dove la sovranità non vige più, no? E questi spazi si stanno dilatando sempre di più, crescono gli spazi dove gli stati, e guardate che dietro gli stati quindi c'è la politica, quindi la prima dimensione che viene fatta fuori dagli spazi globali che si dilatano è la politica, la capacità della polis
dentro lo spazio determinato di un luogo determinato, di un luogo materiale e simbolico, decideva insieme nella democrazia cosa fare e cosa non fare. Questo non c'è più perché questi spazi dilatati, questi spazi pubblici sono governati non da chi è eletto, ma da chi se ne è impadronito, perché più bravo, perché le grandi società multinazionali che hanno in qualche modo confiscato la sovranità degli stati. Bauman, un libro bellissimo di Bauman, La globalizzazione e le sue conseguenze sulle persone, parla della globalizzazione come i flussi di informazioni, i flussi di merce e anche flussi di investimenti. Questi tre flussi, dice Bauman, sorvolano i luoghi, no? Sorvolano i luoghi, non entrano nella polvere e nel fango dei territori e delle comunità, ignorano la località. Ecco, quindi ci dobbiamo chiedere noi, in un luogo, in questi spazi dove la politica è confiscata, come tornare a fare politica, come tornare a fare partecipazione. Bisogna bussare alla porta di Microsoft, bisogna bussare alla porta di Twitter, di Zuckerberg, e per poter avere un minimo di capacità di partecipazione, ma la decidono loro e decidono loro anche le modalità. Quindi eclisse della politica, e recentemente nello sviluppo dell'economia globale, soprattutto a partire dagli anni '80, dove l'economia si è fatta soprattutto finanza, no? E c'è anche il rischio che l'economia scompaia, l'economia come un luogo di donne e uomini in uno spazio determinato che creano i beni e i servizi che servono per loro. La confisca dell'economia come oikos nomos, come attenzione ai bisogni della casa, da parte della finanza ha prodotto degli effetti che conosciamo, dove si è sganciato talmente dalla produzione reale delle cose che diventa un motore che gira per conto suo, alla ricerca esclusiva di profitto. Oggi anche coloro che negli anni '80 parlavano di lasciare il mercato libero, c'è come una specie di idolatria un po' di un mercato che doveva autoregolarsi, espellendo lo Stato, espellendo le norme, espellendo le regole, espellendo anche l'etica. Oggi nessuno parla più in questo modo qua, anche nella Banca Mondiale, anche nel Fondo Monetario Internazionale. Però la domanda che vi pongo, magari possiamo anche discuterlo, perché l'Europa, l'Italia, De Gasperi, Schuman, Kohl, Mitterrand, perché non abbiamo saputo opporre alla Thatcher e a Ronald Reagan, che portavano avanti questo capitalismo, perché non abbiamo messo sul piatto invece l'esperienza multisecolare dell'Europa, l'economia sociale di mercato, la socialdemocrazia, che è un patrimonio vissuto, non teorizzato, di questa Europa. Perché ha vinto la Thatcher? Perché ha vinto Ronald Reagan? Con questa economia weberiana di stampo protestante, che è un po' lontana dall'esperienza dell'Europa occidentale, dell'Italia, della Germania, tutte le cose che ci stava raccontando prima Angelino. Dove stavamo noi come cristiani, come cattolici? Perché non abbiamo saputo portare il patrimonio della dottrina sociale della Chiesa, che su quelle cose aveva delle cose significative e anche rilevanti da dire, la popolorum progressio, rerum novarum, e possiamo andare avanti così, la sollicitudo rei socialis, e fino all'ultima enciclica. Dove eravamo? Perché abbiamo lasciato che questo avvenisse? E ora che stiamo ripensando questa economia, ci vediamo ancora silenti, afasici, balbuziente. Quindi
lascio qua questa riflessione. Quindi viviamo in un mondo dove l'eclisse della politica ha portato anche l'eclisse dell'economia e tutto questo ha portato alla crescita delle disuguaglianze. Attenzione, non è solo la povertà, c'è la povertà, quel miliardo di persone descritto da Paul Collier in un libro che si chiama L'ultimo miliardo, dove lui dice che c'è 1 miliardo di persone nel mondo che per la loro condizione non sono in grado né di produrre né di consumare, quindi persone inutili dal punto di vista dell'economia. Che ci facciamo? Accettiamo che questo pianeta dei naufraghi vada per conto loro, oppure come cristiani, come laici impegnati, diciamo I care, ne prendo cura. Mi interessa questa povertà, mi interessa questa prostrazione della dignità umana. Sant'Ireneo diceva la gloria di Dio è l'uomo vivo, e non c'è gloria di Dio laddove i beni essenziali non sono assicurati. Basic needs are basic rights. I bisogni fondamentali sono diritti essenziali. E l'economia ha lasciato tutto questo da un'altra parte. Quindi c'è la povertà che cresce, ma sono soprattutto le disuguaglianze che crescono. Non solo nei paesi cosiddetti poveri, ma guardate nelle nostre società come la classe media è sempre più precarizzata. Quindi è un'economia che nel suo funzionamento, come diceva il Papa nella Sollicitudo Rei Socialis, ha creato quello che si chiama le strutture di peccato. E le strutture di peccato non è la somma dei peccati individuali. Le strutture di peccato è l'economia che nel suo funzionamento, la globalizzazione che nel suo funzionamento generano oppressione, generano ingiustizia, generano disuguaglianze. E di fronte alle strutture di peccato, noi cristiani, noi laici impegnati, siamo chiamati a curare la vittima dei banditi sulla strada tra Gerusalemme e Gerico. Questo è un dovere, ma dobbiamo fare in modo che i banditi non passino più per quella strada. E per farlo bisogna ripensare l'economia, bisogna ripensare la politica. E come la si fa? Ritornando alle radici, ritrovando la bellezza dei luoghi, quei luoghi che Bauman diceva che vengono sorvolati dai flussi, devono diventare il luogo del Vangelo, della buona novella, del dire bene alle comunità, agli individui, alle persone prostrate. E termino con 3 riflessioni che vorrei fare qua a voce alta con voi. Detronizzare lo sviluppo, secondo me, è qualcosa che dobbiamo ripensare verso un nuovo paradigma dell'economia. Si parlava prima della sostenibilità, non è una parola vuota la sostenibilità, è un paradigma, è un nuovo paradigma e non c'è niente da inventare, sta tutto scritto nella Populorum Progressio. Lo sviluppo è lo sviluppo di tutto l'uomo e di tutti gli uomini. E se vuoi la pace, diceva Paolo VI in quella lettera, prepara la giustizia, promuovi la giustizia. Se vuoi la pace, promuovi la giustizia. Quindi come ripensare lo sviluppo, la sostenibilità? I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU, che inizia con contrastare la povertà, il numero 2 la fame, e poi però passa all'educazione, alla promozione dell'uguaglianza tra i generi e che arriva fino al partenariato, un nuovo partenariato, riscoprire il valore del multilateralismo nel mondo che si sta costruendo, a volte anche contro di noi e che rischia di costruirsi senza di noi. A me spaventa che si dica che la ricomposizione geopolitica avverrà in un mondo post-occidentale, ma voi lo accettate.
che ci sia una ricomposizione geopolitica che si faccia senza l'Occidente. Oppure l'Occidente deve ripensare profondamente la sua proiezione globale, portando il meglio di ciò che ha creato, l'umanesimo, il personalismo, i diritti umani, i valori della libertà. E però l'onere della prova oggi tocca a noi, come Occidente vogliamo proiettarci in questa ricomposizione nuova che rischia di lasciarci ai margini o comunque per i sogni dei rivali dell'Occidente, è quella di lasciare l'Occidente fuori. E quindi la mia proposta non è mia, in realtà sono affascinato da Fratelli Tutti e queste serate, il sacrificio che avete fatto questa sera di venire qua rinunciando a tutto il ben di Dio che la RAI e Mediaset ha preparato per voi. Io ho rinunciato alla partita della Roma che sta vincendo. Questo sacrificio che abbiamo fatto stasera di stare qua, che è sacrum fecere, cioè fare sacro, una cosa molto positiva, vale solo se siamo convinti di andare verso il mondo della convivialità, come ce lo propone Fratelli Tutti di Papa Francesco, dare e ricevere nella cooperazione. Diceva Angelino prima, costruttore di un orizzonte comune. E termino, perché si era detto che si terminava alle 22, però siamo oltre, leggendovi una parte di Fratelli Tutti che vorrei condividere con voi, perché è un impegno. Ogni giorno, scrive il Papa, numero 77 di Fratelli Tutti, ogni giorno ci viene offerta una nuova opportunità, una nuova tappa. Non dobbiamo aspettare tutto da coloro che ci governano, sarebbe infantile. Godiamo di uno spazio di corresponsabilità capace di avviare e generare nuovi processi e trasformazioni. Dobbiamo essere parte attiva nella riabilitazione e nel sostegno delle società ferite, anche di queste società ferite, di questa umanità ferita parlava anche prima Angelino Alfano. Oggi siamo di fronte alla grande occasione di esprimere il nostro essere fratelli, di essere altri buoni samaritani che prendono su di sé il dolore dei fallimenti invece di fomentare odi e risentimenti. Come il viandante occasionale della nostra storia, ci vuole solo il desiderio gratuito, puro e semplice di essere popolo, partecipazione, di essere costanti e instancabili nell'impegno di includere, di integrare, di risollevare chi è caduto. Anche se tante volte ci troviamo immersi e condannati a ripetere la logica dei violenti, di quanti nutrono ambizioni solo per se stessi e diffondono la confusione e la menzogna, ho quasi finito, è l'ultima frase, che altri continuino a pensare alla politica o all'economia per i loro giochi di potere, noi alimentiamo ciò che è buono e mettiamoci al servizio del bene. Grazie. Grazie. Ho detto a Dì, uno sguardo lungo, uno sguardo alto, profondo, grandi temi della convivialità, della sostenibilità, della giustizia, della pace, in un mondo in cui purtroppo stiamo ritrovando le guerre come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. L'Italia ripudia la guerra e noi oggi siamo purtroppo in uno scenario in cui nel contesto internazionale ci dovremmo preoccupare della solidarietà, della giustizia e della promozione delle sterminate popolazioni che non sono nello sviluppo e purtroppo siamo invece dentro ancora un contesto di questo genere. Grazie per la sua riflessione, Fratelli Tutti come punto, no, di riferimento per questa idea di partecipare per una giustizia, per una cooperazione, per un mondo più giusto e migliore. Siamo arrivati con qualche minuto
oltre, insomma, al momento anche dell'incontro, della partecipazione e del dialogo insieme. E quindi io ringrazierei Francesco Polo, mi ero segnato, perché girerà con il microfono e possiamo porre, ecco, mi raccomando, delle questioni molto brevi, delle domande puntuali possibilmente, perché i tempi non sono per interventi, li abbiamo già ascoltati con grande favore e con grande gratitudine dai nostri relatori, mentre il primo, che ovviamente vincerà un premio, perché chi sblocca il ghiaccio di solito ha anche un premio, io ricordo un motivo che giustamente ha messo in evidenza anche prima Don Andrea Forest, e cioè che questa 21esima settimana sociale nasce anche con l'impegno a cambiare un attimo gli assetti che avevamo delineato negli anni precedenti, quindi c'è un lavoro ancora più importante di coinvolgimento dei territori e delle comunità, quindi noi siamo molto grati anche qui agli amministratori comunali, ai sindaci e a tutte le persone impegnate anche nelle dinamiche istituzionali delle istituzioni locali, che hanno veramente dato una mano perché questo coinvolgimento, questo senso di partecipazione fosse davvero importante. Allora in questo senso consentitemi, aggiungo ai ringraziamenti per le tante associazioni, per le realtà che vedo impegnate, non solo presenti, non solo quelle che promuovono questa settimana sociale, ma anche quelle che hanno accolto il nostro invito. Ringrazio anche per la loro presenza gli ex parlamentari Isidoro Gottardo e Mario Dallattor e l'ex assessore regionale Velemiano Sartor. Prego, per chi volesse già prenotare la domanda. Don Andrea. Sono Don Andrea, salve, buonasera. No, avevamo dei sospetti. Due domande così al volo. Una un po' che ricalca la memoria che è stata fatta rispetto anche all'Europa e la sua garanzia per costruire un tempo di pace. Abbiamo all'orizzonte le elezioni europee del prossimo 9 giugno. Cosa vuol dire formare, favorire un clima di partecipazione rispetto a un'istituzione, l'Europa, che è ancora sentita forse come troppo distante rispetto al locale? E seconda domanda, uno sguardo al futuro, alle nostre comunità cristiane che da un lato si stanno assottigliando, si rischia di perdere anche quel patrimonio di sapienza che più volte è stato ricordato come dottrina sociale della Chiesa. Abbiamo qui anche la fortuna di avere il seminario con i seminaristi che ci sono insieme al rettore. Cosa vuol dire le nostre comunità cristiane del futuro che siano capaci di custodire i valori del Vangelo, della partecipazione, ma anche tracciare un segno che sia tangibile dentro la comunità politica del domani. Grazie. Io aggiungerei al volo qualche altra suggestione. Io personalmente aggiungo una brevissima domanda all'onorevole Alfano, Fondazione Alcide De Gasperi. C'è una grande storia, un grande patrimonio di figure, di personalità nel movimento cattolico impegnato in politica. Come far consegna e tradizione ai giovani di questa storia, cioè le fondazioni, le istituzioni, gli istituti, appunto, i centri di cultura ispirati, legati a alcuni nomi importanti, possono mettersi in rete, possono favorire di più conoscenza, promozione di questa cultura che ci appartiene, che è dentro la storia del nostro movimento cattolico. Grazie. Don Alessio Magoga. Eccolo qua, grazie. E poi facciamo le prime risposte, grazie ai nostri relatori, partendo da tua D. Grazie degli interventi, approfitto per ricordare all'uscita delle copie dell'azione, potete prenderle liberamente. La mia domanda molto semplicemente riguarda il problema dell'astensionismo. Parliamo di democrazia e partecipazione, però l'impressione è che ci sia una disaffezione crescente per tutto quello che ha a che fare da un lato con la partecipazione ma anche con la democrazia, e non è soltanto una questione di indifferenza, di fatica, di poca voglia, di noia, ma è proprio una sfiducia e una, come potremmo dire, un non credere più in questa realtà, e anche a volte una precisa volontà di prendere le distanze, di dare un segnale di cambiamento, cioè non voto, non partecipo perché questo tipo di realtà non mi ritrovo, non lo considero significativo e importante e voglio dare un segno in direzione opposta. Lascio questa considerazione per una vostra valutazione
per considerare l'astensionismo non solo come un disinteresse così segnato dalla noia o dalla non voglia di partecipare, ma come un segno di un qualche cosa di diverso. Grazie. Grazie a Don Alessio Magoga. Allora io comincerei con le risposte, chiedo all'onorevole Tuadì e poi Sindaco Tommasi e poi l'onorevole Alfano. Prego. Le riassumo. Elezioni europee, sfide alla comunità cristiana, fondazioni legate alle figure del movimento cattolico impegnato in politica e tema dell'astensionismo. Grazie. Allora, il tema dell'Europa mi richiama alla riflessione che ho fatto prima. Sapete che nella ricomposizione geopolitica, geostrategica in corso, la Cina, per esempio, gli Stati Uniti hanno guadagnato, soprattutto la Cina, ha guadagnato tantissimo terreno a danno dell'Europa. In pochissimi decenni la Cina è diventata il primo partner commerciale del continente africano, è diventato il primo investitore e gli errori fatti anche dalla Francia negli ultimi anni hanno coltivato un sentimento antifrancese che spesso può anche diventare anti-occidentale. L'Europa ha un inverno demografico importante. L'Europa nel corso degli ultimi decenni, e queste regioni vostre forse lo sanno, negli anni 80-90 hanno delocalizzato molti settori dell'economia in luoghi dove la manodopera costava poco, dove le norme ambientali erano meno rigide e così via dicendo, privandosi di settori importanti della propria economia. E quindi sono grandi temi sui quali, secondo me, le campagne elettorali da qui a giugno dovrebbero riflettere. Cosa vuole diventare l'Europa da grande? Che tipo di alleanza può fare? Come tornare a contare nel mondo, non più come nel passato, dove era un particolare che diventava universale per tutti, che dettava legge, ma come un particolare in mezzo a tanti particolari, ed è un particolare che ha dato tantissimo all'umanità, lo spirito scientifico, la tecnologia, eccetera, eccetera. Come può questa Europa unita, perché solo unita può farcela, la Germania da sola non va da nessuna parte, la Francia da sola non va da nessuna parte, l'Italia da sola, ma unita, in un'unità vera che non cancella le identità, quindi che passa attraverso l'identità linguistica, l'identità dei popoli, l'identità culinaria e così via dicendo. Sono grandi temi, secondo me, che dovrebbe contribuire a creare un Parlamento europeo e una Commissione europea all'altezza delle sfide epocali che aspettano l'Europa. La risposta che deve dare l'Europa è quella di dire: non è vero che la transizione geopolitica in corsa è una transizione che porta il mondo verso un mondo post-occidentale. È un mondo che si farà con l'Occidente, ma con il meglio di quello che l'Occidente può esprimere e deve esprimere. Una parola solo sulle fondazioni, quindi sui giovani, sulla formazione, visto che ho insegnato tutta la vita, prima al liceo e adesso all'università, che poi è la mia grande passione. Quando parliamo di giovani, dobbiamo sempre... C'è un proverbio africano che dice che quando punti il dito contro l'altro, ricordaci che ci sono 3 dita puntate contro di te. Ho imparato da docente che siamo noi che abbiamo rinunciato a fare agli giovani delle proposte nobili e alte.
nella mia esperienza di insegnante, ogni volta che ho fatto ai giovani proposte nobili e alte, hanno sempre risposto. Quindi perché noi adulti abbiamo rinunciato al compito di fare ai giovani proposte nobili e alte? Quando torneremo a farlo, ma lo dobbiamo fare con la nostra credibilità personale, non più solo con le parole, i giovani ci risponderanno e allora creeremo anche le infrastrutture perché questa formazione dei giovani avvenga. Ma prima di tutto siamo convinti noi di fare proposte nobili e alte. Solo due parole sul tema degli europei. Io credo che il tema degli europei sia un po' quello di sentirsi Europa, no? Pensiamo che sia un'entità lontana dall'Italia, un po' come pensare alle politiche noi veneti e andiamo ad elezioni italiane. E quando percepiremo quello di essere Europa, sicuramente anche le elezioni europee diventeranno un motivo in più per partecipare, per fare quello che l'astensionismo, prima ho citato l'astensionismo come anche assenza di risposta da parte dei partiti attuali o comunque di alcune delle forze politiche che non riescono ad essere accattivanti per chi è interessato. Poi c'è un mondo che è l'indifferenza e poi c'è un altro mondo che forse fa il paio anche col tema della partecipazione del mondo cattolico alla vita politica, che è quello della scelta. Oggi si fa fatica a scegliere e quando si sceglie vuol dire prendersi delle responsabilità, votare vuol dire occuparsi di quella cosa lì, perché che si sia votato chi è stato eletto o che si sia votato chi non è stato eletto, comunque si ha una responsabilità di quello che è successo e ecco quello forse è l'interrogativo, come promuovere ancora questa voglia di prendersi le responsabilità di, in gergo calcistica, volere la palla, chiamarla palla, mettersi a disposizione del compagno, e non è da tutti perché tendenzialmente si rischia di nascondersi, soprattutto quando l'aria che tira non è di quelle buone. Quindi credo che questi siano i valori che dobbiamo promuovere e che appunto in questo ambito la dottrina sociale della Chiesa e la settimana di cui insomma facciamo parte, questo convegno, debba far leva, perché credo che se c'è una cosa che nella storia non ha contraddistinto anche la scelta cristiana e dei valori cristiani è quella proprio di prendersi delle responsabilità anche a costo di pagare nelle conseguenze, quindi non per convenienza ma per convinzione. Raccolgo le sollecitazioni che sono arrivate, complimentandomi con coloro i quali le hanno sottoposte, in primo luogo Don Andrea Forest, che peraltro ringrazio dell'assistenza che ha dato a tutti noi prima di venire qui, facendoci capire quello di cui avremmo parlato, inquadrando il contesto, e anche del direttore di Don Alessio Magoga relativa all'astensionismo. Io, per prepararmi a questa serata, ho chiamato un amico sondaggista che si occupa di sondaggi e che non sentivo da un sacco di tempo, e gli ho detto: scusami, non è che mi faresti un regalo? Intanto capisco che lavorate, i sondaggi li fate a pagamento, però se hai un precotto che mi puoi dare gratis sull'astensionismo ti sarei grato, devo fare magari mi può interessare perché mi dà un contesto, e mi ha fatto sto regalo, quindi ve lo giro perché è gratis. Complessivamente, quanto è soddisfatto del funzionamento delle elezioni in Italia? Per niente 32%, poco 44%, molto 21% e 3%, abbastanza 21% e molto 3%. Quindi, sintesi, la somma tra poco e per niente fa il 76%, che risponde appunto poco o per niente alla domanda complessivamente quanto è soddisfatto delle elezioni in Italia. Altra domanda: quali sono i motivi per cui lei o persone vicine a lei possono decidere di non votare? Le risposte multiple, quindi il totale fa molto più di 100%, ed è
Primo classificato perché la politica è tutta sporca, 44%, perché non mi piace nessuno dei leader politici, 40%, perché non mi piace nessuno dei partiti politici, 37%, perché sono stufo e arrabbiato, perché il mio voto non serve a niente, perché voglio protestare contro questi partiti politici, perché non so per chi votare, perché sono deluso dal partito che ho sempre votato, perché non mi interessano i temi della campagna elettorale. Ora voi capite bene che rispetto a questa somma di argomenti, lo diceva poco fa Danilo in riferimento agli assessori tecnici che possono mandare un messaggio a chi, Damiano, che gli assessori tecnici possono mandare un messaggio a chi non ha votato, io penso che occorra lo sforzo di tutti per coinvolgere coloro i quali provano questi sentimenti ed esprimono questi giudizi. Cioè è talmente radicata la insoddisfazione che mi fa tornare a ciò che dicevo nel mio intervento, ossia la fatica democratica, la insoddisfazione, la noia, dare tutto per scontato, il non fare più memoria del passato, il non vedere che vi sono popoli che si battono per avere questo semplice diritto di prendere la matita in mano e andare a votare e muoiono, e giovani che combattono per ottenere ciò che noi diamo per scontato. Tutto questo però non va demonizzato, questi sentimenti non vanno demonizzati, vanno capiti e interpretati da chi ha una responsabilità. Penso che questo riguardi, anche in funzione delle elezioni europee, un senso di concretezza e di vicinanza delle istituzioni rispetto a ciò che ciascuno di noi ritiene necessario per sé. Quando i padri fondatori, li ho citati all'inizio, De Gasperi, Schumann, Adenauer, fecero il primo esperimento di mettere insieme il carbone e l'acciaio, non partirono dal Parlamento, dissero: qui dobbiamo evitare che altri milioni di morti insanguinino le nostre patrie. Dobbiamo creare una patria più grande. Mettiamo insieme il carbone e l'acciaio. Pensate come vi torna adesso sulla guerra in Ucraina la questione del gas, la questione degli approvvigionamenti, come torna il tema dell'energia. Ma al di là di questa parentesi, quando loro fecero quella scelta e il processo di integrazione andò avanti, fecero due grandi promesse: la pace e la prosperità. L'Italia diventò, da paese reietto nella comunità internazionale, dopo la conferenza di Parigi, la conferenza di pace di Parigi, quella introdotta dal presidente, cioè quella in cui il presidente Alcide De Gasperi introdusse il proprio intervento dicendo: so che tutto è contro di me, compreso la mia condizione di ex nemico, tranne la vostra personale cortesia. In quel contesto l'Italia era reietta tra le nazioni, un paese tra le macerie e impoverito, e così gli altri paesi europei. Bene, in pochi anni l'Italia arrivò al benessere e al boom economico, e così le altre grandi nazioni dell'Occidente europeo. La pace c'è stata, la prosperità è arrivata, quelle promesse sono state mantenute nel percorso di formazione dell'Europa. Quelle promesse rappresentano il nostro tesoro e la nostra memoria, ma non sono sufficienti a recuperare l'astensionismo oggi. Oggi i giovani europei vogliono sapere qual è la condizione che l'Europa riesce a dare loro per la gioventù che non trova lavoro. Qual è la condizione di sicurezza che riesce a dare loro in una Europa che è stata piagata nei 10 anni scorsi da attentati terroristici in ogni capitale europea? Che risposta riesce a dare loro rispetto ai temi dell'integrazione delle migrazioni irregolari, al tema della difesa del confine europeo, al tema della cancellazione delle frontiere interne con Schengen e al ridisegno della frontiera esterna dell'Europa e alla protezione della frontiera esterna dell'Europa? Come si fa a gestire un'Europa che da un punto di vista energetico fa fatica a mettere tutte le risorse a fattore comune ora che non arriva più il gas da Mosca? Come fa questa Europa a mettere insieme la propria capacità industriale e a fare di quella capacità industriale la grande forza economica di un continente che, siccome declina dal punto di vista demografico perché facciamo pochi figli, può reggersi solamente non attraverso una sterminata forza lavoro, ma la capacità di inventare e di realizzare prodotti e oggetti nuovi con la capacità industriale? Ecco, queste sono le domande che secondo me l'Europa ha il dovere di
soddisfare. E penso che altrettanto le persone che vogliono votare non devono essere silenti, devono anche dirle alcune cose ad alta voce. Sarò breve e vado a concludere. L'Europa la dovete immaginare come un grande club. Voi magari, oltre che della diocesi, oltre che dei movimenti religiosi, fate parte di qualche club. Immaginatevi l'Europa come un club con 27 soci che hanno un sacco di diritti tra di loro, possono circolare tra di loro, perché i cittadini possono circolare dentro questo club non solo le persone, anche i beni, i servizi, possono circolare i titoli di studio, non esiste più il roaming, non c'è più la necessità di girare con la carta di identità, si possono fare le lauree, ci si può laureare in un paese e la laurea è valida in un altro paese, tutti questi diritti, pace compresa, per meno di un caffè al giorno. Per meno di un caffè al giorno. Queste cose, unitamente ai limiti che ho sottolineato poco fa, quelli che credono nelle cose che stiamo dicendo le devono dire, perché il silenzio in questo caso è complice. Perché qual è la missione di una generazione come la nostra, se non quella di dire ai ragazzi che sono ancora quindi più giovani di noi, ancora più lontani dalle guerre del passato, che questa Europa è stata l'unica prospettiva di pace per secoli della nostra storia e della nostra avventura umana. Noi dobbiamo dirlo, consapevoli dei limiti, ma perché l'Italia non ha dei limiti? La regione Veneto non ha tutte le istituzioni hanno dei limiti, perché è l'uomo che ha dei limiti e attraverso la sua militanza nelle istituzioni trasferisce i limiti umani nelle istituzioni. Concludo sulla questione della militanza cattolica e parlo della mia esperienza personale. Io nel 2018 ho deciso a 47 anni che avrei smesso di fare politica. Ho lasciato il Parlamento, il governo, ho lasciato tutto e non ho valutato di rimanere sull'uscio. Sono proprio uscito da 6 anni, rifiuto interviste, non faccio più conferenze stampa, non vado in televisione. Un solo compito ho voluto mantenere ed è quello della formazione attraverso la Fondazione De Gasperi. Io faccio l'avvocato, faccio la mia professione, ho ripreso la mia vita, ho grande rispetto ma nessuna nostalgia per i palazzi romani. La cosa che invece ritengo doveroso fare, avendo militato nelle istituzioni, è trasferire un'esperienza. E vi posso dire che guardando i ragazzi che partecipano, cattolici, cristiani, che partecipano alle scuole della Fondazione De Gasperi, c'è speranza. C'è, secondo me, una nuova generazione che è ispirata cristianamente e che è pronta a impegnarsi. Ecco, io credo che, visto il programma di questa sera, che si intitola Partecipare nella politica, è un po' lo sfondo di questa nostra conferenza, il compito che le comunità cristiane possono fare è quello di consegnare un messaggio alle nuove generazioni che poi hanno bisogno di testimoni più che di maestri, ed è quello di una militanza possibile, di un'esperienza nelle istituzioni che non è solo carta patinata, ma è molto servizio e sacrificio con l'orizzonte del bene comune, e cioè l'idea che si possa servire senza servirsi delle istituzioni e che poi alla fine il nostro cuore è gratificato dall'aver fatto qualcosa di bene. Quel qualcosa di bene può avvenire nel volontariato, certamente, qualcosa di bene può avvenire nei tanti canali dell'associazionismo, certamente, ma qualcosa di bene può avvenire al di là del colore politico nelle istituzioni che sono la nostra casa comune. Ed il primo modo, come direbbe il Presidente Mattarella, di prendersi cura della Repubblica è quello di andare a votare. E per cui, al di là della militanza in un partito o in un altro, se ciascuno di noi si sforza per le prossime elezioni europee di convincere qualcuno ad andare a votare senza dirgli per chi votare, senza fargli una proposta per chi votare, ma dirgli vai a votare, vota per chi ti pare, ma vai a votare, scegliendo contribuisci alle decisioni, astenendoti affidi quelle decisioni agli altri. Io credo che sia anche un servizio da buon cristiano e penso che sia un qualcosa di buono che può venire fuori da una serata come quella di questa sera.
Grazie all'onorevole Alfano, all'onorevole Toadì, al sindaco Tommasi. Credo che non dobbiamo ovviamente trarre conclusioni, ma quelle proposte nobili alte di cui si parlava prima siano, credo, questo appello forte di valori ispirati alla dottrina sociale della Chiesa e questo appello ad essere più che mai dentro le vicende della nostra casa comune, della nostra democrazia. È poi l'appello che credo abbia attraversato tutta l'esperienza dei nostri tre relatori di questa sera, sia proprio, come dire, un invito più che mai a non tacere, a non rimanere zitti, ma a dare il segno concreto, credibile, puntuale, quotidiano di un amore alla democrazia che si fa costruzione della casa comune, che si fa sensibilità, che si fa amore a uno spirito di comunità, la vittoria sulle solitudini, sulle fatiche, sulle fragilità e l'idea di un bene comune, bene di tutti e di ciascuno. In questo senso ricordo questa grande storia che è la storia anche del movimento cattolico dentro il nostro territorio. In questo senso vorrei ricordare i 110 anni del settimanale diocesano L'Azione, fondato da un manipolo di giovani, e invito però Don Alessio per un pensiero quasi conclusivo, perché poi dobbiamo darci anche appuntamento ai prossimi eventi, su questa storia di popolo che è una storia di un settimanale diocesano che ha importanza, rilievo, dimensione e costante attenzione all'informazione. Arriva anche il microfono in diretta per Don Alessio, pochi minuti, stiamo chiudendo. Grazie ancora per la vostra attenzione e per il vostro spirito di sacrificio che si è fatto condivisione. Grazie Don Alessio. Sì, non aggiungo altro a quello che ho detto prima, ho fatto una domanda, ho invitato a prendere il settimanale uscendo. L'Azione del settimanale della diocesi penso che dia un contributo anch'esso alla democrazia e alla partecipazione del nostro territorio, e così vi invito a leggerlo e a attenzionarlo. Grazie ancora a tutti. Grazie Don Alessio. Io ricordo in quest'ottica la settimana sociale prosegue mercoledì 7 febbraio, prosegue venerdì 9 febbraio. Il 7 febbraio partecipare nell'economia, siamo al Centro Culturale Conti Agosti di Mariano di Piave, Ferdinando Azzariti, con la Confartigianato, Giorgio Zanchetta, Andrea Attilio Gava, Roberto Sala, Diana e Fabio Dall'Olio. Questo per quanto riguarda il tema della partecipazione dentro il mondo e la prospettiva economica. Venerdì 9 febbraio, ma seguirà subito un video, partecipare nella società con Francesco Giacomin, Ivana Padoan, Oliviero Beni, Emma Piccin, Alessandra Masut, Mare Matteo Corbolante. Siamo in una settimana particolare, credo che se le premesse sono di questo spirito di sacrificio, di questa voglia di partecipazione che è emersa stasera, credo siamo molto fiduciosi, Don Andrea, che anche i prossimi eventi saranno sicuramente seguiti, partecipati e condivisi. Lanciamo il video della serata prossima. Ecco, l'appuntamento anche in video, mercoledì prossimo, Centro Conti Agosti, Mareno di Piave. Grazie a tutti e buona settimana sociale 2024 della Diocesi di Vittorio Veneto.